cominciato, rieccoci con l'approfondimento dedicato come ogni mercoledì alla CGIL. Oggi parliamo di pensioni, in particolare per il settore, per i dipendenti pubblici e anche una finestra per quanto riguarda i militari. Lo facciamo con Lucia Celi, Inca Treviso. Ben ritrovata Lucia. Piacere rivederti. E ben ritrovato anche Giuseppe Cianciafara dello SPI Treviso. Ben ritrovato, grazie, buongiorno. Vi ricordo, eccolo lì, il nostro numero 0422 1628 332 per intervenire in diretta e fare domande ai nostri ospiti sugli argomenti che trattiamo. Allora, iniziamo subito, Lucia, con la campagna pensioni per quanto riguarda i dipendenti della scuola, perché ci sono delle novità e, come dice anche la vostra locandina, non fatevi prendere alla sprovvista, impreparati, ma insomma informatevi e rivolgetevi a chi se ne intende. Allora, diciamo che abbiamo già cominciato con la campagna scuola 2027 perché ci sono delle scadenze perentorie per poter accedere appunto alla pensione con il 1° settembre 2027. I dipendenti della scuola in ruolo devono effettivamente decidere sull'accesso alla pensione un anno prima dell'effettivo accesso alla pensione. Le tappe sono: prima bisogna fare una consulenza per capire appunto se c'è il requisito pensionistico o meno e valutare anche l'importo previsionale, se è un importo che può andare bene, perché una persona può anche avere accesso alla pensione e ritenere che l'importo non sia adeguato e sufficiente alla propria vita, insomma, coniugale, familiare, quello che è. Perciò si parte sempre con una bella consulenza su un importo previsionale di diciamo pensione e anche la buona uscita che siamo in grado di fare. Dopodiché le tappe sono la domanda di pensione, che noi stiamo già raccogliendo e che potrà essere spedita da settembre in poi, ma la tappa importante sono le dimissioni, perché senza le dimissioni non si accede alla pensione. Per quanto riguarda le dimissioni sono telematiche, esce di solito a fine settembre una circolare del Ministero dell'Istruzione che stabilisce le regole e i termini per presentare le dimissioni. Solitamente i tempi per le dimissioni sono molto stretti, di 20 giorni, perciò poi in 20 giorni bisogna rivedere le persone che intendono accedere alla pensione e capire se hanno bisogno di avere indicazioni e istruzioni su come fare le dimissioni, che vanno fatte telematicamente solo ed esclusivamente sul sito delle istanze online del Polis. Ciò detto, possiamo dire quali sono le possibilità di accesso alla pensione nel 2027. Non dobbiamo dimenticare che dal 2027 i requisiti di accesso alla pensione subiranno degli incrementi. Ad esempio, l'età per accedere alla pensione non sarà più per la vecchiaia di 67 anni, ma sarà di 67 anni e un mese. Tant'è che chi è nato a dicembre dovrà farsi un anno scolastico in più, perché chi fa i 67 anni a dicembre del 27 non raggiunge il requisito entro l'anno e dovrà andare in pensione nel 2028. Per quanto riguarda invece la pensione anticipata per la quale si ha l'accesso con i 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, subirà anche questa un incremento e si parla di un mese in tutti e due i casi, ovvero donne 41 anni e 11 mesi, fatti sempre entro il 31 dicembre dell'anno solare, e si accede alla pensione il 1° di settembre, unica data di accesso, e per gli uomini 42 anni e 11 mesi, sempre entro fine anno, con possibilità di accedere alla pensione il 1° settembre dell'anno scolastico in corso. Okay. Tutte le altre forme, diciamo, di riduzione, io chiamo riduzione di pena, di riduzione del requisito, voglio dire, oramai sono state tutte man mano eliminate, prima trasformando ad esempio le pensioni con le quote, che prevedevano un calcolo misto, se apparteneva al sistema misto, sono state trasformate in pensioni contributive, perciò diciamo che molte porte si sono chiuse, perché un calcolo contributivo rispetto a un calcolo misto generalmente, nella maggior parte dei casi, è penalizzante per i dipendenti pubblici, oltretutto più che per i privati, perché mentre per i privati puoi analizzare una posizione che può avere delle retribuzioni anche altalenanti, voglio dire, e con un calcolo tutto contributivo i periodi possono compensarsi,
Nell'ente pubblico, dove le persone hanno delle carriere tutto sommato che hanno una progressione già standardizzata, il calcolo puramente contributivo porta a una riduzione della pensione abbastanza importante. Perciò diciamo, queste quote che potevano anche in qualche modo anticipare l'accesso alla pensione non sono state rinnovate. L'opzione donna non è stata riproposta neanche per quest'anno. L'unico, diciamo, accesso alternativo alla pensione vecchiaia anticipata rimane l'APE sociale. L'APE sociale è una specie di pensione perché si configura come una via di mezzo tra una mobilità e una pensione. Praticamente è un assegno che ha un importo massimo erogabile e viene erogato solo per 12 mesi, ma per poterlo ottenere bisogna avere attualmente un'età di 63 anni e 5 mesi, un requisito contributivo minimo che dipende dal tipo di domanda di APE sociale che fai, perché l'APE sociale può essere chiesta non da tutti, ma solo dalle persone che sono disabili, dalle persone che assistono una persona invalida, da coloro che sono, vabbè, non è il caso dei dipendenti pubblici, ma comunque licenziati e che hanno usufruito della disoccupazione. Nella scuola, per quanto riguarda i lavori gravosi, sono stati inseriti gli insegnanti della scuola primaria e preprimaria. Ok, e quindi questo è un aspetto non da sottovalutare. Può essere un aspetto da prendere comunque in considerazione, sì. C'era qualcos'altro da aggiungere per questa... Vediamo man mano. Perfetto. Prego. Aggiungo un particolare. Certo. Sì, a completamento, ma è solamente un aspetto, come dire, legato più che altro al TFS. Sì. Stare attenti quando si fa la domanda di dimissioni col cumulo, perché la domanda di dimissioni col cumulo può comportare il pagamento del TFS molti anni dopo. Perché, faccio un esempio, se una donna per dire, ha 41 anni e 11 mesi, come appunto diceva Lucia, e ha 62 anni di età, 63 anni di età, tutto sommato il TFS lo percepirà dopo 2 anni. Se invece va col cumulo, bisogna stare attenti perché in alcuni casi il differimento del TFS va oltre 3, anche 4 anni, perciò bisogna stare molto attenti se uno ha contribuzione diversa e non ha fatto domanda di ricongiunzione nel chiedere la cessazione con il cumulo. Stare molto attenti su questo particolare. Allora, il cumulo, che cos'è il cumulo? Il cumulo è quella possibilità di utilizzare contributi versati su più fondi. Faccio un esempio: chi ha contribuzione nel privato e nel pubblico può utilizzare la ricongiunzione, che però è onerosa nella maggior parte dei casi, oppure dal 2017 è stata ampliata la possibilità di cumulare questi contributi. Sono cumulabili tutti i contributi, anche quelli delle casse libero professionali, però come diceva Giuseppe, questa cosa comporta delle conseguenze. Mentre il calcolo della pensione rimane comunque il calcolo di appartenenza, ovvero se sei un misto, un appartenente al sistema di calcolo misto, resti misto. Se sei un puro contributivo, resti contributivo, e ormai i retributivi non li vediamo più. Per quanto riguarda la buona uscita c'è il differimento, ed è anche per questo che nei casi, ad esempio, del comparto sicurezza e militari e soccorso pubblico, il cumulo noi come ufficio non lo facciamo mai. Perché un militare che ha la dispensa ai 60 anni di età e utilizza il cumulo prenderà la prima rata della buona uscita solo a 68 anni e potenzialmente qualche mese. Perciò non è praticabile, ma non è di fatto conveniente, ecco. Quindi è sempre consigliato rivolgersi... Bisogna ponderare bene le scelte che si fanno al momento di andare in pensione, perché, come dicevo poco fa, una scelta comporta delle conseguenze, perciò vanno valutati a questo punto tutti gli aspetti, perché a noi capita spesso, anche a Giuseppe in ufficio, persone che dicono sono in pensione da 2 anni e non ho ancora visto il mio TFS, poi scopri che c'è il cumulo e gli dici guarda devi aspettare altri 4 anni. E allora già diciamo che
le innumerevoli sentenze che dicono che non è possibile che questo pagamento sia differito a 2 anni o 1 anno in caso di vecchiaia, voglio dire, sia differito per così tanti mesi, ma nonostante questo ad oggi non abbiamo visto, Giuseppe, miglioramenti di fatto. Già il fatto di aspettarlo 1 anno o 2 anni sembra una cosa inadeguata, pensiamo se dobbiamo aspettare 6-7 anni. O se andiamo in una banca e chiediamo il finanziamento per il TFS, qual è il tasso che dovrò pagare se l'anticipo di 7 o 8 anni, voglio dire. Ecco, questo è l'unico, diciamo così, nodo per quanto riguarda il pagamento di TFS e TFR, oppure nei tempi di pagamento ci sono altre variabili che vanno tenute in considerazione? Beh, intanto c'è da dire, come dire, è da sottolineare un particolare. Facciamo un esempio fresco, che riguarda il contratto scuola, per dire. Il contratto scuola è stata firmata la preintesa il 1° aprile. Il 16 di giugno il Consiglio dei Ministri ha licenziato e mandato alla Corte dei Conti per la certificazione. E già di fatto siamo a 3 mesi ad oggi. Entro luglio in teoria doveva essere pagato questo o meglio gli aumenti contrattuali già con luglio. Perfetto, secondo me, va bene, o meglio, secondo tutti a questo punto, va bene, io penso che prima di agosto-settembre nessuno della scuola vedrà un centesimo. Questo cosa comporta? Che quelli che stanno per andare in pensione col 1° settembre, di fatto quell'aumento contrattuale sulla pensione non lo vedranno proprio, se non fra 2 o 3 anni. Ecco che come lo vedranno? Se verranno nei nostri uffici. Per un semplice motivo, non è che l'INPS d'ufficio applica, come dire, il contratto, no, aspetta sempre che si muova la scuola. La scuola deve lavorare su Passweb, sulla piattaforma dell'interscambio, da quell'interscambio l'INPS subentra in termini di valutazione e liquidazione. Ecco che parliamo di aumenti, ma di fatto anche questi aumenti non incidono, come dire, né sulla pensione, ancorché sul TFS. Perché il TFS in questo momento, la Lucia poco fa diceva sì, dopo 2 anni, dopo 1 anno, c'è un particolare? I primi 50.000 euro lordi, perché una buona parte del personale che cessa supera sicuramente, parliamo di docenti di ogni ordine e grado, o anche i militari, o anche il personale della sanità e quant'altro, i 50.000 euro li superano tranquillamente. Significa aspetti 2 anni per fare 24 mesi se cessi per dimissioni. Poi di fatto ti do la prima quota di 50.000 euro lordi, netti saranno grosso modo sui 45.000 euro, ma se sei sulla fascia dei 100.000 devi aspettare un ulteriore anno per poter avere la seconda tranche. Ecco che i termini di fatto vanno a 3-4 anni. E poi c'è da aggiungere un particolare. Io ritengo che non può andare avanti più una situazione del genere, perché l'INPS si deve far carico di un passaggio automatico da parte da MEF a INPS, perché le tabelle devono passare automaticamente, non che ci deve essere sempre qualcuno che deve subentrare per poter fare la variazione, perché questo qualcuno che deve subentrare deve fare la variazione stipendialmente parlando. Molte scuole non sono in grado, per tutta una serie di motivazioni. Ma dico io, nell'era dell'informatizzazione, se il docente ha la fascia 35 perché il comparto scuola c'ha un problema legato alle fasce, gli stipendi vengono attribuiti in relazione alle fasce, non so, fascia 9, 15, 21, 28, 35, quello che è. Ma al momento in cui ho stabilito che la pensione è su fascia 35, perché la tabella stipendiale il MEF non gliela passa direttamente e di conseguenza avviene immediatamente la riliquidazione della pensione? Questa è una domanda, voglio dire. Parliamo di passaggio automatico stipendialmente, no, devo aspettare che la scuola intervenga, magari dopo 1 anno, dopo 2 anni, dopo 3 anni, ecco che allora quei soldi svalutati, va bene, li prenderò dopo 3, 4, 5 anni. Questa secondo me è assolutamente una roba assurda. E tante volte succede, a me succede spesso, che me ne accorgo, che magari è stato liquidato il TFS su quale stipendio? Magari possibilmente sul CCNL di 2 anni prima.
E allora bisogna fare una nuova richiesta di ricostituzione per avere un TFS aggiornato con un CCNL fresco. Aggiungo, quello che andate in pensione nel 2025, secondo me, questo CCNL, magari fra qualche mese verrà sottoscritto definitivamente, i soldi li prenderà fra 4 anni. Non ci sono altre alternative. E quindi un lavoratore, che consiglio date al lavoratore? Deve rivolgersi a qualcuno che svegli qualcun altro. Ripeto, nei nostri uffici noi non facciamo altro che fare ricostituzioni e solleciti. Ma non solo. Ricostituzioni, cioè significa richiedere nuovamente la riliquidazione della pensione o del TFS, ma nello stesso tempo noi siamo in grado di verificare se i dati inseriti sono corretti, perché molte volte di fatto avviene magari una riliquidazione, ma quei dati stipendiali non sono corretti. E più di una volta dobbiamo scrivere, no, guarda che la signora, il professore, il brigadiere ha diritto a 37.500 euro, non a 34.600, per fare un esempio, voglio dire. Cioè, questi sono dati, come dire, l'utenza a mio avviso da questo punto di vista è debole. Io penso così. Lucia, per quanto riguarda, visto che sono stati nominati spesso i militari, proviamo a fare un po' di ordine anche per loro. Allora, diciamo che nell'ambito dei dipendenti pubblici i militari e tutto il comparto sicurezza hanno degli accessi alla pensione che sono differenti dal restante personale civile pubblico. Hanno degli accessi a pensione con requisiti diversi, ovvero hanno una pensione anticipata con i 41 anni più una finestra di 15 mesi, hanno un'altra pensione anticipata legata all'età, ovvero 58 anni di età e 35 di contributi più una finestra di 12 mesi. Se hanno raggiunto uno di questi due requisiti ai 60 anni nella maggior parte, dopo parliamo dei militari, non parliamo degli ufficiali, voglio dire, la maggior parte dei dipendenti vengono dispensati per raggiunti limiti di età, ai 60 anni. Ora, l'età della vecchiaia invece, per chi non avesse i requisiti della pensione anticipata al raggiungimento dei 60 anni di età, l'età della vecchiaia invece è a 61 anni più 12 mesi di finestra. Dobbiamo tenere presente che questi lavoratori hanno anche delle maggiorazioni contributive. Diciamo che quelle standard sono di 1 anno di maggiorazione ogni 5 anni, perciò i 41 anni sono fatti di 36 anni effettivi e 5 di maggiorazione. Le maggiorazioni possono essere differenti in base al servizio svolto, perché se faccio servizio di confine per i primi 2 anni la mia maggiorazione è di 1 mezzo e per gli anni successivi è di 1/3. Lo stesso se faccio servizio di volo, servizio su navi, eccetera, ci sono tutte delle maggiorazioni dei contributi che mi fanno raggiungere prima il requisito. Questa cosa, diciamo che per alcuni versi è una lama un po' a doppio taglio, perché le maggiorazioni che si collocano nella parte retributiva, ovvero entro il 31/12 del 95, hanno anche un valore economico, perché se io ho 5 anni di contribuzione al 31/12 del 95 mi verranno valorizzati 6 anni di contributi. Questo manca invece nella parte contributiva, ovvero dal 1° gennaio 96 le maggiorazioni ti fanno raggiungere prima il requisito perché ti aumentano il numero di mesi, anni di servizio, ma non hanno nessun valore economico. E questo non solo per i militari, parliamo di tutte le maggiorazioni, quelle per invalidità civile, quelle per esposizione, voglio dire, ad amianto, di qualsiasi natura sia la maggiorazione, da 96 in poi non influirà in nessun modo sull'importo della mia pensione. Perciò, andando avanti negli anni, avremo pensioni sempre più basse, perché avremo persone che magari raggiungono il requisito in anticipo rispetto ai 41 anni, ma ci troveremo che questi anni la pensione sarà liquidata sugli anni effettivi, perciò assegni pensionistici
più bassi rispetto a quelli che vediamo Cioè, adesso. non c'è un corrispettivo con, con la contribuzione? No, con i contributi. no, perché nel sistema puramente contributivo, il sistema puramente contributivo, essendo un sistema di cassa, si basa esclusivamente sul mio imponibile previdenziale, che viene accantonato anno per anno il 33%, voglio dire. Che io in quell'anno abbia una maggiorazione, un reddito di 30.000 euro, faccio per dire, che io abbia una maggiorazione di un mezzo, un quinto, un terzo, posso avere tutta la maggiorazione che voglio, quello è il mio reddito e su quello viene calcolata la pensione. Di fatto molti sindacati anche delle forze dell'ordine si stanno muovendo in tal senso, perché dobbiamo pensare che questi lavoratori sono privi di una reale copertura di un secondo pilastro che possa aiutarli in un futuro nella pensione, ad esempio. Un po' tutti, chi nella scuola, chi nella sanità, hanno il fondo complementare di categoria, l'Espero, il Perseo Sirio, il Coperlavoro, i vari fondi complementari di categoria. Nelle forze militari questi fondi non ci sono, non sono mai stati istituiti, perciò anche le giovani generazioni sono prive anche di questa forma di tutela, diciamo. Volevo aggiungere un particolare su questa questione dei fondi, però bisogna stare attenti perché l'aderire al fondo Perseo Sirio in generale per quanto riguarda il pubblico impiego, ad eccezione dei militari, e l'Espero per quanto riguarda la scuola, io noto che fino adesso ho controllato centinaia, diciamo, di queste persone che hanno aderito a questo fondo Espero, fondo Perseo Sirio. Cosa succede? Che molti hanno aderito non puntando, come dire, alla rendita, alla pensione. Pertanto cosa significa? Io aderisco all'Espero, aderisco al Perseo Sirio, al momento che vado in pensione chiedo il riscatto di quel TFR. Mentre invece se io ho aderito, come dice la Lucia, con lo scopo della pensione complementare o supplementare, come lo vogliamo chiamare, in più la rendita, sì. Il 99% delle persone che ho controllato io personalmente, nessuno di questi ha puntato alla rendita. Significa che hanno fatto un'operazione semplicemente di cassa, me lo lasci dire, a favore di questi due, Espero e Perseo Sirio. Queste due realtà non hanno puntato ad avere una pensione in più, e 100 euro in più, 150 euro in più, 50 euro in più, perché loro non hanno fatto altro che fare l'operazione. L'1% lo verso io, l'1% lo versa il datore di lavoro e finisce lì. Mentre invece bisogna fare un piano di accumulo per poter avere una pensione, o quantomeno su quel piano chiedo la rendita al momento opportuno. Sì, voglio dire, questa è... Una cosa anche molto interessante dei fondi complementari è che questi fondi complementari prevedono anche la RITA, che è una rendita integrativa. Io la suggerisco spesso ai miei assistiti perché la RITA è un modo per portare a casa il montante che tu hai in tempi stretti e con un tasso di, diciamo, con una tassazione molto più vantaggiosa rispetto a chiedere il saldo di quanto una persona ha accumulato. La RITA la puoi chiedere 5 anni prima dell'età della vecchiaia e posso dire che in molti casi che l'ho suggerita, poi le persone quando hanno anche contattato il fondo per farsi dire guarda che com'è, come non è, meglio la rendita, sono stati molto contenti di poter analizzare anche questo aspetto qua. Il fatto è che conosciamo ancora molto poco questi fondi complementari, dico come utenti, ok? E come dice Giuseppe, non dobbiamo pensarli solo come un salvadanaio, ma dobbiamo pensarli anche come una forma di tutela futura in più rispetto alla pensione che noi più andiamo avanti col tempo sarà sempre più, diciamo, slegata dall'ultimo stipendio che noi percepiamo. Quindi diciamo che anche per quanto riguarda i fondi complementari è bene rivolgersi a chi li conosce per capire qual è il modo giusto per insomma, utilizzarli per poi avere questi risparmi. Facciamo un esempio, se noi abbiamo anche una persona perché bisogna comunque avere un certo gruzzoletto perché la cifra sia interessante, ma se abbiamo persone che hanno aderito al fondo anni fa, faccio per dire, un insegnante stanca di andare a scuola col fondo complementare che nel fondo ha, che so io, 70, 80, 90 mila euro, potrebbe decidere di utilizzare questo fondo
per avere una rendita mensile che mi accompagna dai 62 anni ai 67 certo, e uscire anche dall'attività lavorativa 5 anni prima rispetto alla vecchiaia. Non è male. È una grande opportunità. Sono calcoli che vanno fatti appunto Sono calcoli che vanno molta fatti. attenzione. Bisogna fare i conti. Esatto, bisogna fare i conti anche in questo caso. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra pochissimo. Rieccoci in diretta, parliamo di pensioni, abbiamo fatto un focus sui dipendenti pubblici militari, ora con Lucia Celi facciamo un focus sulle pensioni per i dipendenti pubblici civili. Allora, come dicevamo prima, i militari hanno dei loro requisiti per l'accesso alla pensione, cosa diversa è per i dipendenti pubblici civili. Intanto dobbiamo distinguere gli appartenenti alla Cassa Stato e dagli appartenenti agli enti locali, sanità e ufficiali giudiziari, che hanno gli stessi requisiti di accesso alla pensione ma finestre diverse. Cosa vuol dire finestra? Vuol dire che io, dopo che ho raggiunto il requisito, ad esempio una donna dei 41 anni e 10 mesi o 11 mesi che si voglia, non avrò diritto a ricevere la pensione il primo giorno successivo al raggiungimento del requisito, ma questa liquidazione è differita e dipende dal settore al quale io appartengo. Il differimento anche nei privati in genere è di 3 mesi, per i dipendenti pubblici statali è di 3 mesi, mentre per i dipendenti di sanità enti locali le finestre sono state allungate. Tant'è che quest'anno abbiamo già una finestra di 5 mesi che diventerà di 7 mesi nel 2027 e addirittura di 9 mesi dal 28 in poi. La finestra, diciamo che nel caso invece, tornando a parlare del cumulo, invece resta fissa anche per gli enti locali e la sanità nei 3 mesi, però il cumulo prevede quello che abbiamo detto prima, ovvero un differimento del pagamento della buonuscita che può essere anche diciamo intollerabile come tempi. Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, invece, sia uomini che donne avranno diritto all'accesso alla pensione ai 67 anni di età quest'anno e ai 67 anni e 1 mese dall'anno prossimo, e poi diventeranno 67 e 4 mesi e così via, perché è incrementata e riagganciata all'incremento aspettativa di vita. Possiamo dire che le promesse che c'erano state fatte di eliminare la Fornero, togliere la Fornero, eccetera, oltre a non essere state mantenute perché la Fornero è stata tolta, diciamo che c'è stato anche un peggioramento di quelli che erano i requisiti che erano stati fermi ormai da 5-6 anni. Okay. È un problema, diciamo, grosso, perché poco si fa per quelle che sono le persone che magari fanno dei lavori particolarmente gravosi o usuranti, che possono avere degli accessi alla pensione, diciamo, anticipati rispetto al requisito pieno, ma solo se sono precoci, ovvero hanno 1 anno di contributi prima dei 19 anni di età e hanno un requisito pensionistico di almeno 41 anni di contributi. Il lavoro gravoso usurante deve essere stato svolto per metà della vita lavorativa o per almeno 7 degli ultimi 10 anni. Perciò diciamo che poche strade ci restano aperte rispetto alla vecchiaia e all'anticipata, con i 42-43 anni di contributi, e insomma il percorso è abbastanza arduo e lungo. Poi una volta che si va in pensione ci sono i controlli, si va da lei Giuseppe e quando scatta, cioè quando una persona si rivolge a lei? Diciamo che non è che ci sta, come dire, un qualcosa che dice devi controllare la pensione. Scatta la molla, sì, dipende dal cittadino. Io dico sempre che dal punto di vista pensionistico bisogna assolutamente andare a fare il controllo, per come la penso io. Io in questo settore ci ho lavorato 40 anni e a prescindere dal lavoro, voglio dire, ho visto che effettivamente il controllo è importantissimo per un semplice motivo. Al momento in cui vai in pensione, e a prescindere dall'importo della pensione, nella media, voglio dire, tu puoi avere
pensioni da 1.000 euro, pensioni da 2.000 euro, da 1.500 o più. Ma se poi hai diritto a 30-40 euro, perché sono tuoi, che ti spettano, qualcuno te li deve dare. Non ci deve essere sempre qualcun altro che deve chiedere, datemi questi 30-40 euro. Noi però purtroppo dobbiamo fare questo lavoro. Perché? Perché gli enti, in questo caso l'INPS, d'ufficio non lo fa. La normativa dice d'ufficio dovrebbe essere riliquidata la pensione, deve essere controllata la pensione, ok? Poi alla fine vai a vedere o perché c'è un errore in partenza da parte dell'amministrazione che ha curato la parte precedente, oppure perché magari l'INPS ha fatto un errore in termini di applicazione di un dato stipendiale. Cosa succede? Perché si rivolge a noi? Si rivolge a noi anche perché magari in corso d'opera, sta andando in pensione e ha avuto un passaggio in ambito dal punto di vista stipendiale. Perché, come diceva Lucia, nell'ambito del pubblico impiego, lasciamo stare la scuola, normalmente negli ultimi anni possono avvenire quei passaggi nell'ambito della collocazione della fascia, non so, da S2 a S3, da F5 a F6 e così via. Quel dato contrattuale e che magari arriva in ritardo perché è postumo alla cessazione, tu lo devi far valere. Allora, per farlo valere, che magari nel caso tuo sono 30-40 euro in più al mese, devi fare una richiesta, perché nessuno fa niente. Io la penso così. L'INPS dovrebbe farlo d'ufficio, ma l'INPS non lo fa. Ha bisogno, per tutta una serie di motivi, di essere sollecitata. Noi il sollecito lo facciamo, nel senso che mandiamo una richiesta di ricostituzione, dicendo guarda, per questo motivo devi riliquidare questa pensione, e dal punto di vista contrattuale e dal punto di vista di un passaggio di fascia. Ma non parliamo solo di controllo pensione, parliamo anche di controllo TFS. La Lucia prima diceva appunto, quando parlava dei militari, che i militari hanno le maggiorazioni, che la maggior parte ormai delle maggiorazioni sono di fatto figurative. E dove sta però il nesso? Tanti militari specialmente, e lo vedo sistematicamente, uno addirittura fresco lunedì, cosa ha fatto? Lui ha fatto, o meglio, la maggiorazione d'ufficio, quella l'hai avuta, hai diritto, punto. Ma le maggiorazioni ai fini del TFS possono essere determinanti per avere diritto almeno a un anno in più. Ecco che in alcune circostanze, se tu non hai chiesto tutto il riscatto delle maggiorazioni, in quel caso hai 40, facciamo finta, 44 anni ai fini della pensione e dovresti avere 44 anni ai fini del TFS. Però se le maggiorazioni tu non hai chiesto il riscatto, automaticamente quei 5 anni non ce l'hai. Ma molte volte, va bene, l'interessato ha chiesto un riscatto parziale, facciamo finta 2 anni e 6 mesi, e poi si è fermato lì. Non entriamo nell'ambito del perché si è fermato lì. Quando verrà nei nostri uffici noi siamo in grado di dire guarda che a te mancano 2 mesi, va bene, a riscatto di maggiorazione per avere un anno in più. Ecco che a quel punto invitiamo l'interessato a fare 2 mesi di riscatto perché la maggiorazione fine TFS è a domanda. Quella domanda ti permette di raggiungere i 6 mesi e un giorno di residuo, perché il TFS ancora oggi, la frazione, il residuo, facciamo un esempio, se tu hai 43 anni, 6 mesi e 20 giorni, ai fini del TFS sono 44. Se vai sotto i 6 mesi e un giorno invece sono 43. Ecco che allora invitare l'interessato a fare quella domanda di riscatto dell'eventuale maggiorazione di 2 mesi comporta che l'interessato ha un arrotondamento in termini di TFS e, lasciatemelo dire, ha anche un arrotondamento sostanzioso in termini di TFS, perché minimo il sovrintendente di polizia si porta a casa 2.000 euro in più di TFS e non 2.000 euro in meno. Ripeto, perciò ecco che perché noi come patronato e come SPI andiamo a fare questi controlli, anche per questo motivo. Perciò ripeto, il dato stipendiale è importante, ma il dato dell'anzianità è importante.
e poi lo dicevo in premessa, i contratti, tutti i contratti, in questi ultimi anni, la loro valenza, io parlo sempre per esempio perché ci capiamo meglio, chi è andato in pensione nel 2025, se è della scuola o magari è del pubblico impiego dello Stato, la normativa dice, o meglio il contratto dice che tu hai diritto, ancorché non sei in servizio, all'intero contratto 25, 26 e 27. Questo 25, 26 e 27, anche se non sei in servizio ai fini della pensione, hai diritto per quanto riguarda se non sei in servizio come dire, ai fini dello stipendio, ma dal punto di vista della pensione hai diritto. Ecco che allora alle scadenze del contratto hai diritto all'elevazione di quella pensione. Cioè, purché se andate in pensione nel 2025 hai diritto all'aumento dal 1 gennaio 2026, hai diritto all'aumento dal 1 gennaio 2027. Questo comporta che la tua pensione, magari 30, 40 euro, 50 euro, 20 euro, li recupererai. Ma tanti non li recuperano proprio perché nessuno va a prendere la pratica. Diciamo È duro dirlo, ma è così. Sulla pensione le cifre sono anche, voglio dire, quei 20-40 euro, ma sulla buonuscita un rinnovo contrattuale può avere un valore anche di 3.000 euro, cioè certo. Scostamento sulla buonuscita è molto importante per un rinnovo contrattuale. Sì, ma non è solamente quell'anno lì, perché poi nel momento in cui tu hai il arrotondamento, con gli abbattimenti che ci sono in termini di imposta, non è solamente il mero importo di quell'anno in più, perché c'è tutto un sistema che va legato a quanti anni complessivamente hai. Voglio dire, ripeto, noi questi controlli li facciamo in maniera, da parte nostra, accurata e seria. Sì, non così. E io dico che tutti dovrebbero andare in qualche patronato, in qualche sindacato, non solamente la CGIL, voglio dire, che sia chiaro. Noi chiaramente rappresentiamo la CGIL, però è giusto che la gente vada anche negli altri patronati o altri enti preposti, perché effettivamente questo problema è un problema nazionale, non è un problema di Treviso. Qual è la percentuale di pratiche che poi portano effettivamente a dover ricalibrare? Tutte quelle che noi facciamo di costituzioni tutti i giorni. Perciò per noi la percentuale non è che è al 100%, perché voglio dire, non è possiamo dire vengono 10 persone, 10. Però quella percentuale di 10 persone, per quanto ci riguarda, l'aver diritto, va bene, significa che minimo 8 di quelli hanno diritto. Qual è il campanello d'allarme che deve portare il cittadino a rivolgersi a voi? Deve scattare la molla, va bene? Niente ti dà nessuno, come dire, nessuno ti dà niente così tanto perché hai diritto. No, non è proprio così, ti devi dare una mossa oggi. Allora, la cosa è anche abbastanza automatica, voglio dire. Facciamo un esempio. Come diceva prima Giuseppe, adesso abbiamo già in liquidazione le pensioni, torno alla scuola, voglio dire, della scuola del 1° settembre 25 sono già in liquidazione. Se anche il rinnovo contrattuale venisse siglato, che so, a luglio, quelle pensioni hanno già, le scuole hanno già passato i dati, l'INPS li ha già acquisiti, ma sono dati non aggiornati. Perciò è automatico che tutte le pensionate, tutte le persone che sono andate in pensione dal gennaio del 25 in qua avranno diritto a un adeguamento. I rinnovi contrattuali sono triennali. Allora, abbiamo il 22, 23, 24 per i quali abbiamo fatto una campagna l'anno scorso. Io penso che avremmo fatto quasi 200 pratiche avremmo fatto l'anno scorso di richiesta di ricalcolo. Facciamo ancora adesso, adesso. Adesso c'è questo nuovo triennio che sembrerebbe che lo aggiornano prima della scadenza. Dico sembrerebbe perché sono partiti in quarta, però adesso non abbiamo più sentito nulla, no? Però nel momento in cui avviene il rinnovo contrattuale, se anche una persona ha lavorato una sola settimana, ha diritto a ricalcolo. Quando una persona mi dice guarda io vorrei andare via a fine 27, io gli dico vai via l'8 gennaio del 28, perché entri in un nuovo triennio contrattuale e se anche sulla pensione il valore può essere magari anche irrisorio, sulla buona uscita il valore è importante. Ricordiamoci anche che per il sistema di calcolo noi abbiamo ancora molte persone che hanno una parte retributiva della pensione e la parte retributiva dobbiamo sapere che è divisa in 2 quote. Le pensioni hanno la quota A, B e C. La quota
realtà arriva fino al 31/12/92. Allora, se facciamo un gioco di memoria, ci ricordiamo che una volta, prima della riforma che conosciamo come riforma Amato, chi andava in pensione aveva diritto alla pensione calcolata tutta sull'ultimo stipendio. Malgrado siano passati anni e anni e anni, dobbiamo sapere che i periodi lavorati entro il 31/12/92 restano ancora vincolati a questa cosa qua, e quei periodi che spesso nell'estratto conto dei dipendenti pubblici sono privi delle retribuzioni perché a nulla servono quelle retribuzioni che io ho percepito in quel periodo, tutti quei periodi là prenderanno il valore di che stipendio? L'ultimo stipendio prima che io vada in pensione, ovvero l'ultimo giorno di lavoro rapportato ad anno. Ora, se io in quell'ultimo giorno di lavoro ho diritto a un incremento stipendiale per rinnovo contrattuale di 60, 70, 80, 90 euro, voglio dire, questo non va a influire solo negli ultimi 7 giorni o mesi di lavoro, ma anche in tutti gli anni che io ho lavorato entro il 31/12/92. E, dico di più e torno su cosa, anche al calcolo del mio TFS. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Buongiorno. Buongiorno, ascolti, telefono per fare 2 osservazioni. Uno, che come state appena dicendo, nel 2017, proprio perché per tutti i motivi che avete appena elencato, c'era la differenza tra l'ultimo stipendio percepito e gli aumenti contrattuali, io ho fatto ricorso per me e per tutti i miei colleghi e tutti abbiamo avuto 852 euro di differenza. Se non avessimo fatto ricorso avremmo perso a quasi 1000 euro. Seconda osservazione che pongo all'attenzione delle persone, dei vostri relatori, è che secondo me in futuro ci potranno essere dei ricorsi sul sistema contributivo, perché essendo un sistema cassa io ho diritto in qualsiasi momento a ricevere, è come se fosse un mutuo, ho diritto a ricevere i miei soldi che ho depositato, quindi non dovrei più avere i vincoli legati all'aspettativa di vita. Se io faccio un mutuo a 30 anni devo pagare tot, a 40 anni tot, per cui secondo me un domani questo sistema cadrebbe di fronte a dei ricorsi. Tutto qua, adesso vi ascolto. La ringrazio, grazie per le sue considerazioni e per aver portato anche poi sul tavolo un'esperienza personale che sì. va incontro a quello che avete raccontato. Come diceva Giuseppe, le persone si devono attivare. Ora, una persona, nessuno vieta che una persona si attivi autonomamente, come diceva Giuseppe. Secondo me, allora, la cosa che a me dà più fastidio, ad esempio, sono le persone che sono andate a fare consulenze, domande di pensione altrove e poi vengono da noi per non ho aggiustato il tiro. Io ritengo che chi si propone di gestire una pratica, una domanda di pensione, che è una cosa importantissima perché le persone la fanno una volta nella vita, voglio dire, no? Deve anche essere in grado di fare l'analisi approfondita e di dare il consiglio adeguato. Ad esempio noi nei nostri uffici, quando una persona viene, faccio un esempio, il militare che viene per la dispensa ai 60 anni, io dico ai 60 anni vieni dispensato, la pensione è quello che è. Merita un controllo più approfondito per dire la buona uscita, poi controlliamo tutti e due, però sulla buona uscita si possono fare cose interessanti, perché se alla fine fai un conto e ti trovi con una persona come diceva Giuseppe, 40 anni, 5 mesi e 29 giorni o 40 anni e 6 mesi, allora se con 15 giorni mi porto a casa 2.000 euro di TFS in più, perché non poter riscattare quei 15 giorni di maggiorazione? Ma questa è, voglio dire, una consulenza. Il fatto di inoltrare la domanda di pensione inserendo dei dati così come vengono non è una vera consulenza, ok? E le cose non sono per quanto riguarda i TFS e gli arrotondamenti, non sono rimediabili a posteriori, bisogna agire prima. C'era qualcosa da aggiungere, Giuseppe, sui controlli, su questi meccanismi? Io in questo momento da aggiungere ho solamente che auspico che effettivamente da gennaio finisca, come dire, questa rateizzazione del TFS o del TFR, perché voglio dire, anche ieri da me, lunedì anzi, è venuta da me un ex docente che il 4 luglio si sposa la figlia, va bene? E questa, ho fatto i conti, è andata via con la quota 102, va bene? Nel 2023, mi ricordo perfettamente. Questa docente, ex docente, lei ha diritto al TFS. Col discorso della quota 103, forse fra luglio
e settembre percepirà il TFS. Ma cosa? La prima quota, i 45.000 euro circa, euro e più euro netti. Questa ex docente ha diritto a 80.000 euro lordi. La differenza, i 30.000 euro lordi, li percepirà un altro anno nel mese di luglio del 2027. Ripeto, ma il medico, va bene, che è andato in pensione, che magari supera i 100.000 euro, va bene, perché ha diritto a 150.000 o 130.000, va bene, il suo TFS lo percepirà dopo, perché c'era la prima quota 50.000, la seconda 50.000, la terza 30.000. Significa che se andate in pensione nel 2025, 2027 avrà la prima quota, 2028 la seconda quota e 2029 la terza quota. Vuol dire, il TFR nel privato si prende massimo entro 45 giorni. Ci siamo? Abbiamo una telefonata, l'ultimissima. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, chiedo alla regia se riesce ad alzare un pochino l'audio delle telefonate, così riusciamo a sentirle più chiaramente in studio. Grazie a Italo e grazie ad Alessandro. Prego. Buongiorno, mi chiamo Maurizio, chiamo da Mestre. Innanzitutto... Maurizio, l'abbiamo persa. Sì, eccola, prego, prego. Sì. Mi ripresento, mi chiamo Maurizio e chiamo da Mestre, provincia di Venezia. Niente, io volevo chiedere solo una piccola informazione. Io sono andato in pensione il 1° febbraio 2026, dipendente pubblico presso la Questura di Venezia. Chiedevo una cosa, perché non si deve aspettare quasi 2 anni per il TFS o il TFS? Che sono soldi nostri, perché alla fine sono soldi che abbiamo già versato in anticipo. Perché ci sono tutti questi lunghi tempi di attesa? Volevo avere una delucidazione. Tutto qua. Grazie mille e buon proseguimento. Grazie. Sempre molto interessante parlare con voi. Grazie davvero, buona giornata. È quello che stiamo dicendo da tutta la trasmissione. Questa forma di risparmio è partita nel 2004, giusto? La cassa. È un modo di fare cassa. Pensi che se a memoria tutti i dipendenti pubblici hanno un'iscrizione al fondo credito. Il fondo credito è un fondo che gestisce le prestazioni creditizie dell'ex INPDAP, ovvero prestiti, microprestiti, prestiti pluriennali, ma fa anche i sussidi in caso di non autosufficienza, le borse di studio per i ragazzi quando fanno esperienze lavorative all'estero, eccetera. C'è stato un periodo nel 2023 in cui hanno detto, guarda, chi ha il fondo credito può avere tutto il suo TFS con un tasso dell'1,5%. Allora già là dici, ok, non hai i soldi perché devi far cassa, però se ti lascio il tasso di interesse i soldi li trovi. E già questo posso dire poteva dare fastidio, però diciamo che era comunque un compromesso. Questa cosa è durata 8 mesi. Io penso che l'hanno chiusa a maggio del 24 di aprile. 25 aprile del 24, ma anche le domande che erano state inoltrate entro quella data mi risulta che non siano state pagate tutte. Perciò dico, veramente è una situazione, e tutte le volte che anche noi come sindacato abbiamo fatto pronunciare la Corte in merito al pagamento dei TFS abbiamo ottenuto sentenze positive, ma da qua non ci si muove. Qui o c'è un intervento del governo, che il massimo che ha saputo fare per l'anno prossimo è dire chi va per dispensa in vecchiaia, invece di avere la prima rata dopo 12-15 mesi ce l'avrà dopo 9-12 e staremo a vedere, cioè di ridurre la prima rata di 3 mesi. Ma dico, come diceva giustamente il nostro amico Maurizio prima, sono soldi miei, chi ti autorizza a tenerli? Come fanno a sapere che io non ne ho bisogno? Perché io devo fare un mutuo per aiutare la figlia che si sposa quando dovrei avere a disposizione dei soldi miei? Certo. Tutto chiarissimo, abbiamo però finito e quindi devo ringraziare Lucia Celli e Giuseppe Cianciafara. Grazie per averci aiutato a capire un po' di più di questo mondo così difficile delle pensioni. Grazie a Italo Moreo e Alessandro Granziera in regia. Grazie a voi per averci seguito. Vi lascio la nostra programmazione alle 16:20, il film Coco Chanel e Igor Stravinsky. Buon proseguimento di giornata.